Sesta corsa, categoria CD, sono 10 sul miglio, Daphne JCP, Bananarama Jet, BB PMTT, Cerbero 3B, Duchessa Griff, Cornelio P in prima fila, Deus Ex Machina, Rob, Cluny dei Greppi, Demon dell'Est, Brigitte Rock in seconda, macchina che accelera e stacca veloce dall'esterno, Cerbero 3B che si avvantaggia e scivola la corda superando Bananarama Jet e tagliando fuori anche BB PMTT. Quindi in vantaggio Cerbero su Bananarama, terza posizione per Daphne Numero 9, JCP. Demon dell'Est, squalificato. Primi 200 svelti in 14,4 con i quali Cerbero 3B ha superato Bananarama Jet. Ora cerca di moderare il ritmo dopo lo strappo iniziale. Terza posizione per Daphne JCP e all'esterno è rimasto invece BB PMTT che si è adeguato e ora è a lato di Bananarama. Intanto i 600 addirittura in 46,9 con situazione tattica invariata, amministra Cerbero 3B nei confronti di Bananarama Jet, all'esterno Bip Bip seguito nell'azione da Cluny dei Greppi e da Brigitte Rock, mentre lungo la corda in terza posizione sempre Daphne JCP davanti a Deus Ex Machina. Chilometro completato nell'ordine del 1:18,5, si è viaggiato davvero piano con un secondo quarto in 32,4, poi una frazione in 15,7. Ora però c'è il tentativo in terza corsia da parte di Cluny dei Greppi che scatta a 400 dal palo, sopravanza almeno parzialmente BB PMTT che però rimane ancora al sediolo e così è sempre terza ruota per Cluny dei Greppi, mentre Bananarama Jet ha perso il contatto, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Cerbero 3B, all'interno lo scatto di Daphne JCP che passa e vince, mentre al terzo finisce ancora BB PMTT dopo corsa interamente allo scoperto, 28,3 a chiudere in una corsa molto tattica che fino ai 500 finali non ha avuto alcuna accelerazione, 1:15,2 ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le fasi finali e il bel primo piano per Daphne JCP che sprinta dalla terza posizione nonostante il calo di Bananarama Jet che è crollata ai 400 finali. Daphne JCP invece sprinta molto bene con Luca Lovera in sediolo per conto di Marino Lovera della scuderia Overdrive.